Tutela dei produttori di pane fresco, ma soprattutto dei suoi fedeli consumatori. E questa è la finalità di un disegno di legge della Regione Veneto fortemente caldeggiato da Confartigianato in materia di produzione e vendita di pane. La presentazione è avvenuta a Palazzo Balbi. La Giunta regionale del Veneto ha approvato il disegno di legge con cui si dettano criteri e norme per l'identificazione del pane fresco, quello vero. Un provvedimento che Confartigianato chiedeva da tempo e che ora si spera possa ottenere in tempi brevi l'approvazione definitiva del Consiglio regionale. Un traguardo importante per tutti i panificatori che fanno il pane secondo le modalità tradizionali, dall'impasto alla cottura, e non si limitano invece a cuocere impasti congelati o surgelati, spesso provenienti dall'est Europa. Non si tratta di discriminazione, ma solo di una forma di tutela per i produttori e per gli stessi consumatori, liberi di scegliere il pane che preferiscono, ma sicuri di acquistare ciò che vogliono. Le nuove norme sono state illustrate a Palazzo Balbi dall'assessore regionale all'economia e allo sviluppo Maria Luisa Coppola e dal presidente della regione Luca Zaia, nell'ambito di una conferenza stampa dove erano presenti per Confartigianato Veneto il presidente Giuseppe Sbalchiero e il presidente regionale dei panificatori Nicola Trentin. E proprio l'assessore Coppola ha sottolineato l'importanza di una corretta informazione sulla tipologia e sull'origine del pane che si acquista, perché il consumatore fa fatica a comprendere se si tratta di pane fresco artigianale o di pane ottenuto con tecniche di conservazione prolungata. Il provvedimento definisce in maniera dettagliata le specifiche riguardanti il prodotto e le informazioni obbligatorie da fornire al consumatore, in modo che a chiamarsi pane fresco sia solo quello impastato, cotto e venduto nell'arco della giornata. Soddisfatto il presidente provinciale dei 200 panificatori iberici Confartigianato, Ruggero Garlani. Si tratta, ha detto, di una legge molto attesa che salvaguarda non solo il prodotto, ma anche le aziende artigiane che non hanno vita facile tra costi che aumentano e concorrenza sleale.